Ci ha lasciati a 65 anni Ciro Iacono, lo storico comandante pioniere del turismo sulla costa di Baunei. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Iscriviti e metti like per onorare insieme i grandi protagonisti della nostra Sardegna. Nativo di Tortolì e orgoglioso delle sue radici, Ciro è stato un vero uomo di mare. Dagli anni 80 ha scalato ogni gerarchia, da marinaio a comandante della motonave Borea, fino a diventare presidente di cooperativa, dedicando la vita alle acque dell'Ogliastra. Ma qual è stata la sua intuizione che ha cambiato il turismo nel centro-est della Sardegna? Ciro non è stato solo un marinaio, ma il primo a credere fermamente nel valore dei consorzi. E come ha fatto a trasformare semplici gite in barca in un'offerta turistica di qualità mondiale lungo le cale di Baunei? Oggi la sua eredità naviga ancora grazie al figlio Lorenzo, nuovo comandante della Borea. Ciro ha affrontato la malattia con una dignità rara, lasciando un vuoto immenso tra i colleghi e la comunità di Tortolì. La sua visione cooperativa resta il pilastro su cui poggia il successo delle escursioni marittime in Ogliastra. Cosa ne pensi dell'importanza di figure come Ciro per l'economia della nostra isola? Dimmi la tua e continua a seguirmi per scoprire le storie che rendono unica la Sardegna. Grazie per l'interesse che mi hai dimostrato seguendo questa notizia su una figura così significativa per il nostro mare e per la nostra economia. Ci tengo a ribadire che il tuo supporto è essenziale per dare voce alle storie e alle persone che rendono grande la nostra isola. Quindi ti saluto e ci vediamo per la prossima notizia.